Ciao ragazzi, sono Amadori Garcia della MMA Atletica Box. Oggi vi spiego un altro esercizio molto buono per quanto riguarda il coordinamento tra gambe e braccia e il movimento del corpo. Perché dico coordinamento? Perché la corda, in questo caso, che è uno strumento semplicissimo, tutti noi possiamo averlo anche a casa, serve per fare un lavoro di schivate e nel contempo gambe e braccia. Quindi lavoriamo in maniera molto coordinata, aggiungendo gambe, braccia e spostamento col gamba. Ok? Detto questo, vi faccio vedere, inizio con lo spiegarvi la schivata senza l'utilizzo adesso delle braccia, quindi solo il movimento sulla corda. Ok? Partiamo. Posizione di guardia, la corda deve essere almeno altezza spalla, non più bassa né più alta. In questa maniera noi possiamo fare una schivata non troppo forzata, che è quello che ci serve, perché una schivata forzata, cioè cosa vuol dire? Se io devo scendere troppo per fare una schivata non è realistica, ok? Per fare una schivata io devo scendere poco, le schivate sono molto veloci e brevi, quindi in questo caso mani alte sugli zigomi e scendo, basta che passa la testa. Vedete le gambe come lavorano? Faccio un passettino e scendo, vado a destra, faccio un passettino e scendo. Non fate l'errore di fare questo e rimanere sul posto, è sbagliatissimo. La schivata segue il corpo, quindi faccio un passettino verso sinistra e scendo leggermente con la testa e il corpo, faccio un blocco unico. Okay? Vado a destra, blocco unico, vado a sinistra, blocco unico, vado a destra, blocco unico, vado a sinistra, blocco unico. Indietro la stessa cosa, vado a destra, blocco unico, vado a sinistra, blocco unico, vado a destra, blocco unico, vado a sinistra, blocco unico, vado a destra, blocco unico. L'importante è questo, quindi passo e scendo, quindi non esagerate a fare le schivate. Cosa vuol dire? Se io vado a fare questo lavoro è errato, non va bene. Questo lavoro non va bene, deve essere un lavoro veloce. Quindi sono là, 1, 2, 3, 4. Vado dietro, 1, 2, 3, 4. Ok? Questa è la schivata fatta con il corpo, le gambe.